Allora, signor Prefetto, dopo una fase iniziale di coesione, le ordinanze dei sindaci, soprattutto sull'utilizzo delle mascherine all'esterno, sono arrivate un po' a macchia di leopardo. Lei si aspettava un'azione differente, soprattutto vista la pericolosità di questa quarta ondata? Ma guardi, in realtà tutto sommato io credo che siano abbastanza coerenti i provvedimenti, perché le hanno adottate queste ordinanze i sindaci delle zone che sono caratterizzate da una maggiore incidenza dei contagi, oppure dalla chiara visione di una non, diciamo così, spontanea adozione di questa precauzione. Ad esempio a Treviso effettivamente il sindaco Conci, ma anche sentiti nei giorni scorsi in sede di comitato, non ha ritenuto di adottarla proprio perché effettivamente nel capoluogo la maggior parte delle persone la utilizzano da sempre, e quindi credo che ci sia tutto sommato non ne parlerei tanto di una diciamo così, di una non uniforme applicazione, ma direi di una applicazione di questa possibilità che tiene conto della realtà locale. A parte il fatto che forse finiremo in zona gialla e quindi il problema non si porrà, ma credo anche che i sindaci sono anche pronti, chi non l'ha già fatto, ad adottare il provvedimento laddove le condizioni dovessero mutare in qualche modo, anche nella percezione del fatto che i cittadini non si adeguino da sé. Ecco, ci sono stati molti controlli, soprattutto in questi giorni. Qual è il bilancio di questi controlli di Super Green Pass e dei Green Pass, diciamo, base? Guardi, ieri quindi il bilancio della prima settimana parlava di quasi 20.000 persone controllate e alcune centinaia di esercizi commerciali, attività economiche, con un bilancio assolutamente positivo per quanto riguarda le infrazioni registrate, veramente poche in confronto al numero dei controlli. E questo denota che comunque c'è una chiara presa di consapevolezza della necessità di rispettare le disposizioni, ma accanto a questo io ho anche riferito dai responsabili delle forze dell'ordine la percezione del fatto che anche le persone controllate, solitamente ai controlli si è un po' insofferenti, no? Invece in questo caso c'è una piacere, insomma, di essere controllati e una condivisione, perché c'è la consapevolezza che effettivamente, insomma, si tratta di tutelare la salute di tutti, ecco. Non è un controllo fine a se stesso tanto per applicare la multa, ma veramente c'è una consapevolezza che, insomma, il momento è molto particolare, ma i vaccini hanno fatto il grosso, bisogna un attimino avere pazienza, continuare anche magari con la terza dose e quindi aspettare che questa quarta ondata passi col minor danno possibile.